Amici del canale RCM, buonasera a tutti e benvenuti a un nuovo appuntamento con l'arte e con la musica. Oggi abbiamo degli ospiti d'eccezione, abbiamo Gigi Aquas, che già conoscete, una nostra vecchia conoscenza del canale RCM, e anche in collegamento su Zoom abbiamo anche Felice Cassinelli. Ma prima di tutto, sigla! E buonasera Gigi, grandissimo, ma che bello che sei venuto nuovamente a trovarmi nel canale RCM. Grazie, sei sempre molto gentile. Grazie, io oggi ho una sorpresa bellissima per i nostri ascoltatori, per i nostri telespettatori, ma vorrei anche presentare prima di tutto Felice Cassinelli, Il mio socio. il tuo socio e nonché anche grande maestro. Allora ci colleghiamo con Zoom, vediamo se c'è Felice. Ciao Felice! Ciao a tutti voi. Ciao. Carissimo, Ciao, Felice. Che piacere, grazie per essere stato qui in tua presenza al canale RCM in collegamento su Zoom, perché sei molto indaffarato, quindi non sei potuto venire qua nel nostro studio, ma è un piacere vederti nel video. Grazie a voi di avermi invitato. Felice Cassinelli è un grande maestro, ha scritto, ha diretto cori, ha diretto orchestre, cioè è un artista poliedrico, è un grande maestro di musica. Gigi Aquas è qui perché ha scritto i testi e le ha musicati Felice Cassinelli per un'opera, la vostra ultima fatica, che si chiama Maria Vittoria. Sì, allora c'è da dire che con Felice c'è un'amicizia che dura da sempre, da quando eravamo ragazzi. Io ho sentito la necessità di affidare questo testo a lui per il tipo di preparazione che ha, sia la preparazione classica che la preparazione rock, e poi per il fatto che lui è anche un polistrumentista e quindi la storia è nata così. In pratica io avevo cominciato a scrivere un racconto che parlava di una coppia di partigiani nel 1944. E questa coppia di partigiani ebbe questa bambina che fu chiamata Maria Vittoria. Però le cose non andarono benissimo, nonostante i partigiani poi vinsero la loro battaglia di liberazione. Questa bambina fu affidata a una staffetta perché non poteva assolutamente stare in quell'ambiente, in mezzo alle bombe, in mezzo alle armi, e quindi si persero di vista. La mamma, che si chiamava Cecilia, fu passata per le armi da un graduato nazista, quindi ci fu anche questo problema, questo lutto. Ma siccome il mondo è piccolo, poi alla fine i due riescono a collegarsi, ed è il babbo, appunto Ferruccio, che fa il primo passo e scrive alla figlia. E le prime parole di questa lettera sono queste: caro amore, sei passata trasparente nella vita, non sei stata abbandonata, ma la guerra non era ancora finita. Bene. Felice, cosa mi dici di questo pezzo che ha scritto, questo brano che ha scritto Gigi? Com'è stato musicarlo? Io sono molto appassionato di queste storie, però devo dire che ho trovato qualche difficoltà a renderla il più fruibile possibile all'ascolto, senza dover intervenire con una composizione che fosse anche difficile da ascoltare e di difficile anche presa sul pubblico. Per cui però all'improvviso, mentre provavo, è venuta fuori questa melodia che non ha né strofa né ritornello, è una cosa unica che accompagna queste belle parole, perché a me è piaciuta, ripeto, è piaciuta tanto, che accompagna queste parole dall'inizio alla fine senza assolutamente intaccarne quello che è il significato e quella che è anche purtroppo una storia realmente accaduta, anche se non fa riferimento a persone realmente esistenti.
Meraviglioso, meraviglioso Felice, tu sei il regista della musica, il regista degli arrangiamenti. Ecco, come nasce, se posso farti questa domanda, un arrangiamento di un brano? Ecco, da dove si parte? Ecco, non voglio entrare nei discorsi di armonia tecnici, ecco, ma così, come ispirazione, ecco. Io sono partito da una piccola frase per pianoforte che è nata improvvisamente appena io ho messo le mani sullo strumento, qui nel mio studio dove lavoro. Devo dire che poi non è stato difficile agganciarla a quello che sarebbe successo dopo, con un semplice cambio di tonalità che poi ha aperto il brano ai due interpreti che sono Gigi e Roberta. Ho potuto mettere poi, mi è sembrato opportuno mettere anche delle voci di bambini, e c'è proprio una bambina che improvvisamente compare come audio e dice: ma si chiamava così, Maria Vittoria. Meraviglioso. Poi, poi all'interno del brano ho voluto inserire la fisarmonica perché mi sembra è uno strumento molto legato a questo periodo, anche perché la fisarmonica, essendo uno strumento molto portatile, si prestava molto ad accompagnare quelle tristi notti in cui i nostri partigiani eh, hanno dovuto anche morire, soffrire, e magari la fisarmonica dava loro un attimo di spensieratezza, anche accennando improvvisamente, e compare nella composizione anche questa, Oh bella ciao, perché se state attenti, nella composizione compare diverse volte le prime note di Oh bella ciao. C'è, Meraviglioso, c'è meraviglioso. da aggiungere a proposito della fisarmonica Sì. che il video gira intorno a questo strumento. Questa fisarmonica compare sia nello studio, ringraziamo a questo punto Roberto Alloi che ci ha ospitato, eccetera, ma poi compare quando siamo stati a Bosa un'intera domenica con le nostre famiglie a fare questo lavoro, compare anche nella piazza principale di Bosa in una giornata un po' così, forse l'avremmo voluto un po' più scura per le immagini, insomma, però poi abbiamo un po' arrangiato Con la color. sì, Certo. esatto, Sì. con quel programma, infatti. Sì. E niente, il video poi riprende alcune immagini della stazione di Macomer, perché nello svolgimento del brano io, che sono praticamente il babbo, e Roberta Cassinelli, che sarebbe mia figlia, quando ci incontriamo perché arriviamo in treno. Ecco, Gigi, parlami anche di Roberta Cassinelli, perché è importante che diciamo chi è Roberta Cassinelli. Forse è meglio che parli il babbo. Comunque Roberta io l'ho conosciuta piccolissima e ha fatto gli studi musicali, ha fatto il conservatorio, è diplomata in clarinetto e insegna in una scuola media e fa parte del coro La Corale, di cui io mi onoro di essere molto amico e essere molto legato per aver fatto più di un lavoro. Felice si ricorderà la tua coscienza quando facemmo il singolo sulla lotta contro la pedofilia, facemmo 2 spettacoli, uno alle Vele e uno al Teatro Sant'Elena, eccetera. C'è anche un video sul nostro canale YouTube che parla di Buon Natale Terra Mia, Felice se lo ricorderà perfettamente. Comunque niente, con Roberta c'è questa collaborazione, una ragazza fantastica che canta divinamente bene. Bene, Felice, io non vedo l'ora di venire a trovarti a Mandas, giusto?
Siurgus Donigala. Siurgus Donigala. Io sono nato a Mandas, ecco. però abito a Siurgus Donigala. Hai lì lo studio, quindi, giusto, a Siurgus? A casa mia stesso, certo. Perfetto. Dove Quindi, mi trovo ora, spero di venire a trovarti presto. Certo, Ecco, vuoi raccontarci qualcos'altro, Felice, riguardo sia questo lavoro o anche altre cose che vuoi dirci della tua bellissima carriera? Allora, io attualmente, però volevo parlare un po' di come Sì, è nata con Roberta, che poi Roberta è mia figlia. esatto, prego. Siccome, dunque, sai, noi abbiamo diversi appigli, diverse persone a cui rivolgerci per poter realizzare determinati o i nostri lavori stessi. E se Gigi non mi avesse detto che doveva essere Roberta, l'avrei detto io che sarebbe dovuto essere Roberta a cantare questo brano. Aspetta, però tieni presente che io ho molte ragazze che cantano molto bene, Certo. ma veramente bene, Certo. perché queste fanno parte del coro, la corale, si chiama proprio così, la corale femminile di Siurgus Donigala, un coro pluripremiato, vincitori di concorsi sempre vinti con premi assoluti. Certo. Però io ho voluto in questo caso proprio scegliere Roberta per il timbro di voce, per il modo di cavare la voce che ha lei e soprattutto, come poi potrete ascoltare, ci sono delle escursioni melodiche non facili da raggiungere. Beh, certo. Senza staccarle. Poi io la mia attività è quella, adesso è quella di guidare dei cori, prepararli. Ho un coro maschile che si chiama Tas Cortes, ho un coro femminile che si chiama La Corale, poi seguo un coro Le Voci del Mare di Muravera, con il quale stiamo preparando appunto un musical da titolo Side, che andrà in onda, si fa per dire, che andrà in piazza in prima assoluta il 5 di settembre. Bellissimo, bellissimo. Suono, scrivo e dirigo, faccio solo quello che so fare. Certo. un grande Gigi. Non so fare altre cose. Sì, direi che con Felice parliamo la stessa lingua. Certo. Parliamo la stessa lingua, nonostante lui abbia una preparazione musicale che io non ho. Però io ho questo dono, perché è un dono che la natura mi ha dato, quello di saper giocare con le parole. Trovare le rime, trovare le storie, eccetera, eccetera. E non è la prima volta che mi cimento in discorsi importanti. Cioè io non faccio canzonette, come diceva Bennato. No, sono solo canzonette. No, non sono solo canzonette. Non avranno grande successo, non avranno grande... non le sentirà tutto il mondo, però cerchiamo di fare le cose bene, come per esempio quando io sono stato qui da te a presentare ITRI 1911, sì, che raccontava appunto della strage degli operai sardi, certo, vittime della Camorra. E così io continuerò a fare questo, perché come ha detto il mio amico lì, Felice, io faccio quello che so fare, certo, non voglio strafare, faccio questo, certo. Che piaccia o no, faccio questo. Ecco, io direi di fare ascoltare questo brano, lo facciamo, sì, lo mandiamo in onda? Sì. Perfetto. Felice, sì, se sei d'accordo mandiamo in onda Maria Vittoria. Certo, benissimo. Grazie, certo. Allora amici del canale RCM, godetevi questo brano stupendo.
Caro amore, sei passata, trasparente nella vita, non sei stata abbandonata, ma la guerra non era finita. Io Vittoria ti ho chiamata, partigiana appena nata, ma l'esercito avanzava ed il latte ti mancava. E tra neve e fuochi spenti, spari rochi e bombardamenti, ti ho lasciata andare via con il cuore in agonia. Caro babbo, mi hanno detto che sei stato un gran guerriero. Stai tranquillo, ti prometto, ti raggiungo, non dispero. Ho imparato a cucinare, sogno, prego, vado a scuola. Mi hanno detto della mamma, il tedesco e la pistola. Figlia fiore della guerra, di un amore disperato, è la vita che ci sferra, un destino strampalato. Ora prendo il primo treno, quello che passa per Bose. Io ti sembrerò un alieno e tu bella come una sposa. Caro babbo, la stazione, tu vedrai che ti somiglio sotto un cielo in arancione e il mio amore in un bisbiglio. Già ti immagino invecchiato con quegli occhi un po' più stanchi. Eri assente ma ti ho amato per i tuoi capelli bianchi. Ora resta qui con me, non andartene più via. Tutti sanno del perché sei scappato in Albania. Ora Resta qui con me, riscriviamo questa storia, poi saliamo su quel treno e cantiamo un Pater Gloria. Ora resto qui con te, riscriviamo questa storia, poi saliamo su quel treno e cantiamo un Pater Gloria. Ora resto qui con te, riscriviamo questa storia, poi saliamo su quel treno e cantiamo un Pater Gloria. Bene, torniamo in studio. Avete sentito un brano veramente meraviglioso, scritto da Gigi Aquas e musicato da Felice Cassinelli, che abbiamo sempre in collegamento da Siurgus Donicala. Bene Felice, è veramente un brano degno di essere chiamato con la B maiuscola, sia musicalmente e sia come testi. Grande Gigi, veramente. Grande. Diciamo che tu ti sminuisci sempre, ma io, credimi, passando i tuoi brani in radio, perché ormai io li ascolto, ascolto la radio che passa e sento i brani di Gigi, veramente hanno una profondità e un trasporto non indifferente. Tutte le persone che vengono in salone e mi dicono: ma e questo chi è? Gigi Aquas. E questo chi è? Gigi Aquas. Devo dire che quindi devo anche dire che il pubblico ci sta premiando col brano e col videoclip, certo, appunto di Maria Vittoria. Noi l'abbiamo pubblicato il 17 di questo mese, sono partite, credo, adesso non vorrei dire una sciocchezza, quasi 500
visualizzazioni, senza forzature, Chiaro, senza, chiaro. senza pubblicità, senza niente. Quindi devo dirti che i complimenti poi del tipo mi ha commosso tantissimo, Certo. mi ha toccato, mio nonno ha fatto quella guerra, Certo. anch'io ho perso un qualcosa, un pezzo di cuore Assolutamente. in quel periodo. Beh, queste sono le cose che personalmente danno una soddisfazione che non c'è denaro e non c'è nessun Rolex Assolutamente. che paghi. Forse Felice voleva dire qualcos'altro? Sì, allora la collaborazione con Gigi, io la reputo una proficua collaborazione perché, ma perché io ho lavorato e lavoro anche con altri, però devo dire una cosa, abbiamo tutti e due il 440, cioè siamo all'unisono, in quanto quando lui mi ha dato un testo e io ho dovuto musicarlo, non ho fatto altro che leggere il testo, Certo. mettere le mani, dopo un po' improvvisamente mettere le mani sullo strumento e il pezzo era quello, come è successo anche per Maria Vittoria. In pratica trovo la musica, trovo tutto nelle parole. Però Bellissimo. non mi capita con tutti, attenzione, non è che Certo, certo. mi arriva un altro testo e mi succede. Mi succede con Gigi e mi succede con altre due persone soltanto. Figurati. Ma chiaramente non dirò chi sono. Figurati, e non è poco, e non è poco. Io infatti Gigi è una persona molto umile, un artista molto umile, e dice io non sono un grande, e per me è un grande, perché un grande non è quello che ha 1 miliardo di visualizzazioni oppure perché ha fatto successo, perché i media l'hanno spinto, ma un grande è quello che col cuore riesce a mettere con una matita su un foglio di carta veramente E toccare l'anima. perché l'arte è lo specchio dell'anima, e quindi io penso che sia il respiro anche dell'anima. Quindi, Sì. Se posso aggiungere certo, una cosa, devi. e soprattutto spero che Felice sia d'accordo su quello che sto per dire. Noi abbiamo dei progetti. Molte volte è preferibile non parlarne, aspettare un attimino che la cosa stia già in forno, diciamo in cottura. Certo. Entrambi abbiamo letto un libro che si chiama Desula, scritta da Giancarlo Casula, che è il nipote del poeta Montanaro. Ok. Poeta Montanaro, sul quale io ho già più di una volta musicato delle poesie. È un libro fantastico, particolare, che parla delle donne di Desula, del matriarcato, della barbagia, dei colori, dei vestiti delle donne di Desula. E questa volta ho scritto Desula, appunto il titolo è uguale a quello del libro, e Felice so già che ci sta mettendo le mani, ma non per me questa volta, ma per i suoi cori. E cioè vogliamo rendere questo testo corale stando molto attenti e molto attinenti a quello che lo scrittore Giancarlo Casula intendeva comunicare. Ho detto bene, Felice? Certo, certo. Io sto lavorando su questo testo Desula, anche perché io, grazie a te, ho conosciuto poi Giancarlo. Giancarlo Casula l'ho conosciuto il giorno Era la del festa di concerto Natale, il concerto di Natale. del concerto di Natale, esatto. Per cui è stato un grande onore conoscerlo, soprattutto perché io ho musicato testi di Montanaro e conoscerne il nipote, se non sbaglio, Nipote in primo e, grado, sì, sì, sì. sì, e conoscerne il nipote è stato un onore, Bene. veramente. Benissimo. Musicare poi il testo Desula, sul quale tu hai messo il tuo pensiero, la tua idea, la tua interpretazione,
Sono sicuro che uscirà un bel brano, però c'è questo. Probabilmente non è la stessa cosa come se l'avessi scritto tu direttamente, perché c'è l'influenza di Montanaro, cioè c'è l'influenza di chi ha scritto. Per cui ci devo andare, come si suol dire, se tu hai detto senza assolutamente offuscare quelle che sono il messaggio che lui ha voluto trasmettere, ma neanche io vorrei scrivere qualcosa che possa, diciamo, deviare da quelli che sono gli obiettivi che lo stesso testo vuole perseguire. Certo. Quindi, siccome questo pezzo andrà strumentale e per due cori, per un coro maschile e un coro femminile, quindi la cosa è un pochettino più elaborata, sarà più elaborata e più complicata. Benissimo. Questo è. Benissimo, allora io vi aspetto quando uscirà questo... Sarebbe bello per Natale, compatibilmente con gli impegni, Certo. Gli impegni di tutti. Di tutti. Però nel caso tu sarai avvisato per primo. Grazie per mille. la tua gentilezza Grazie. e per la tua professionalità. Grazie mille, gentilissimo Gigi, gentilissimo anche Felice Cassinelli che ci ha dedicato molto tempo, perché ogni collegamento richiede anche un certo quantitativo di tempo, quindi io so che tu sei impegnatissimo, Felice, quindi ti ringrazio veramente di vero cuore per quella pazienza che hai adoperato per noi. Grazie a te di aver avuto la pazienza di aspettare e trovare la soluzione perché io potessi parlare con te e anche con Gigi. E far Benissimo. parte di questo spazio della tua trasmissione. Grazie a Gigi Aquas che ci onora sempre della sua presenza. Ti aspetto prestissimo. Speriamo. Salutiamo tutti gli amici che ci seguono da casa. Da Felice Cassinelli, da Gigi Aquas e da Maurizio Casu è tutto. Arrivederci, ciao, buona serata.